Il segno di Marisa è una mostra di disegni realizzati durante gli anni con l'associazione Il Mosaico. Rappresentano rivisitazioni di classici della pittura o situazioni e oggetti di vita quotidiana, un tratto elementare che dà vita ad una visione originale. Quest'opera, questa mostra, nasce perché Marisa ha il dono innato di un grafismo elegante, pulitissimo, limpido, che delinea, tratteggia in modo mirabile ed efficace i suoi fantasmi, le sue immagini mentali, che sono di una purezza e di un'efficacia straordinaria. E la persona poco preparata all'arte, come la persona più preparata, trova in questi disegni un messaggio significativo. La mostra è stata organizzata anche grazie alla disponibilità di Franco Casoni a mettere a disposizione un proprio spazio, ospitare una mostra di un artista locale e valorizzare un angolo di centro storico. Gli spazi espositivi, oltre che a portare cultura, portano movimento, controllo del presidio. L'idea mia di fare questo spazio espositivo e ospitare gli amici, soprattutto di Vaglia, come può essere Marisa Chiappe, questa disegnatrice bravissima, è quella di dare la possibilità anche al cittadino chiavarese, a volte un po' distratto, che non passa nel centro storico, per far vedere la meraviglia di cos'è questa architettura